Sindaco Canal, siamo arrivati alla 54esima edizione della Mostra dei Vini qui a Refrontolo, un'edizione che è una consacrazione del lavoro del volontariato. Che cosa ne pensa? È un augurio alla Proloco che vuole fare? Beh, 54 è un numero importante, gli anni sono tanti e va dato merito alla Proloco del passato e attuale per aver portato avanti per così tanto tempo questo evento. Questo è segno anche di rigenerazione, perché le Proloco cambiano le persone, però vediamo che le iniziative comunque vengono portate avanti nel migliore dei modi. Quest'anno, dall'anno scorso a dire la verità, la nuova Presidente, Anita Campardo, si è presa sulle spalle la Proloco di Refrontolo e ha saputo trascinarla in questa nuova avventura fatta di novità, fatta di freschezza, fatta di eventi frizzanti, eventi coinvolgenti. Quindi un plauso all'associazione e a tutti quelli che la compongono, perché hanno saputo dar vita a un qualcosa che già funzionava prima, ma hanno saputo metterci un loro tocco, diciamo, originale, per farlo funzionare sicuramente ancora meglio. Per quanto riguarda il Proloco, tutti hanno sentito anche oggi durante l'inaugurazione, tutti le ringraziano, tutti ne danno atto dei loro meriti. Ecco, io l'appello che ho fatto anche durante l'inaugurazione è quello di tutelarle sotto diverse forme e ognuno per quello che può, perché hanno bisogno di sostegno di tutti e sostegno sotto varie tipologie e varie forme, quindi è giusto che i volontari lavorino, è giusto che lo facciano con entusiasmo, ma è anche giusto che lo facciano in tranquillità.